rappresento l'associazione Tradizioni Venete Padane. Questa sera è stata organizzata dalla nostra associazione in collaborazione con il Circolo Culturale Il Dirigibile di Schio e con il patrocinio del Comune di Marano Vicentino. Tra gli scopi di queste due associazioni ce n'è uno in particolare e condiviso, che è quello di valorizzare per quanto possibile, divulgare e promuovere le ricchezze del nostro territorio. Ricchezze che possono essere di tanti tipi, ad esempio prodotti locali, lavori artigianali, opere d'arte, ma anche cultura, intelligenza e storia. Ecco perché quindi questa sinergia nel voler promuovere il lavoro fatto dai nostri scrittori locali, che è appunto lo scopo di questa serata. In questo caso poi la serata è particolarmente emozionante, per noi che l'abbiamo pensata e organizzata, ma sicuramente ancora di più per protagonista principale, Eric Umberto Pretto, che avremo modo di conoscere meglio dopo. È giovane, di sana e robusta costituzione, e a vederlo sembra uno di noi, ma ha qualcosa in più, o meglio, ha avuto quel qualcosa in più che si chiama passione per la storia del nostro territorio. Quindi Eric ha un merito immenso, ha reso immortale il passato, la storia, le tradizioni e le immagini di vita di allora, che altrimenti andavano perdute. E questo è il lavoro che speriamo di fare noi come associazioni. Io definisco la lettura di questo libro emozionante, sia perché Joanin senza paura, trasmette una scossa di energia, di sincera emozioni che pochi libri riescono a darci. E possiamo scoprire come poi non è tanto difficile scrivere e leggere in lingua veneta. Joanin, che il vero nome è Natale, e da 91 anni, è un vero peccato non averlo qui con noi questa sera, ma chi ha avuto la fortuna di stringergli la mano capisce perché Eric alla fine abbia deciso di mettere nero su bianco i suoi ricordi. Comunque più avanti nella serata lo scoprirete anche voi. Ci ha regalato un video, un filmato, con un saluto particolare e a modo suo, e alla fine lo ascolteremo. Prima di entrare nel vivo della presentazione del libro e dell'autore, voglio comunque ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale di Marano per averci dato la possibilità di presentare il libro di Eric e un suo concittadino in questa splendida sala. Ora, fra un po', passo la parola al presidente dell'Associazione Culturale Indirigibile Luigi Puier, che sarà lui a dare il via alla serata. Prima però vorrei permettermi un piccolo e breve appello. Vanno bene gli applausi, fanno sicuramente piacere, anche e soprattutto ai volontari che dietro le quinte hanno lavorato per mettere insieme questo tipo di presentazione. Ma in più la misura del vostro gradimento alla serata, per noi e soprattutto per Eric, sarà quello di vedervi acquistare il libro alla fine, prima di uscire, per voi, per un regalo. E spero che ci diate una mano a rendere immortale la nostra storia. Grazie ancora. Grazie Monica, Presidente di Tradizioni Venete Padane. Ho sentito che il mese cambierete il nome, aggiungerete Antiche Tradizioni Venete, e quindi vi faccio l'augurio di continuare a proseguire bene il vostro lavoro come associazione. Io mi presento, mi chiamo Luigi Puier, sono Presidente del Circolo Culturale Il Dirigibile di Schio. È nato con l'intento di valorizzare la cultura
del Veneto e soprattutto di portare avanti giovani talenti come Eric e Umberto Pretto e di farli conoscere un pochino al di fuori anche dei confini regionali. Ci sono degli scrittori locali qui che addirittura vincono dei premi fuori regione, è strano che qui nelle nostre zone non siamo ancora riusciti a fare un piccolo evento culturale di conoscenza e soprattutto di sviluppo di una cultura scritta in lingua veneta. Ciao a tutti, mi permetto di dirvi ciao a tutti perché il ciao è riconosciuto universalmente, non è più nazionale, è addirittura planetario, lo dicono anche i cinesi nella lingua mandarino, l'hanno trovato molto simpatico dire ciao, e inizio così per parlare di un libro che è scritto in veneto. E questo, La bella donna, è l'oggetto del desiderio della serata culturale di stasera a Marano Vicentino ed è stato scritto da un vostro compaesano. Questo libro inizia con una premessa che è stata fatta da Marino Finozzi, che è stato il precedente Presidente del Consiglio regionale Veneto. Giustamente Marino Finozzi parla di riconoscimenti internazionali della lingua veneta, addirittura dall'UNESCO, giustamente ribadisce che in Consiglio regionale si continua a dare interesse a valorizzare la nostra lingua e subito dopo viene seguito da una prefazione che è di Renzo Capozzo, altro scrittore nostrano. Renzo Capozzo è conosciuto per un bel libro che vi consiglio, piccolino, una settantina di pagine, Il bosco dei castagni, che è un dolce ricordo di infanzia, che ho voluto fare la prefazione al nostro Umberto. Cosa dice sostanzialmente Renzo? Dice il motivo di scrivere in Veneto perché i giovani d'oggi, secondo il Capozzo, incominciano a perdere le abitudini di parlare la nostra lingua. Io mi permetto di dissociarmi da questo perché vedo invece che ce ne sono parecchi giovani d'oggi, non solo fuori dalle scuole, anche all'interno delle scuole ho sentito qualcuno che inizia a parlare in lingua veneta ed è interessante questo. Poi Capozzo fa notare che è un giovane, è un'eccezione perché ha fatto la battutina che anche Eric Umberto scrive su internet, sul computer, al telefonino come tutti, lo spritz Aperol se lo fa in compagnia. Ecco, ad esempio spritz Aperol 2 mesi fa circa su un quotidiano tedesco è stato riconosciuto come l'aperitivo della Germania. Io spero che noi veneti riusciamo a portare anche qualcos'altro oltre gli aperitivi al di fuori dei confini regionali. E poi soprattutto è andato anche a battere su un altro tema che poi andremo ad analizzare, che questo libro è stato scritto in prima persona. Cosa vuol dire scrivere in prima persona? Semplicemente che lui è diventato il nonno materno. Natale Turcato, nonno materno. È detto Ioanni, però si chiama Natale Turcato ed è classe 1919, è vivente e ha 91 anni. Dopodiché inizia il vero e proprio, anzi no, c'è prima un prologo e c'è una scelta meditata che è scritto. Questa scelta meditata l'ha fatta perché si è posto lui 2 interrogativi, se ne date anche la risposta, del perché in Veneto e naturalmente anche perché in prima persona. Poi comunque cerchiamo un attimo di ribadire bene questi due concetti. E poi inizia il vero e proprio libro, inizia con i fatti antecedenti al conflitto, alla seconda guerra mondiale, un villaggio Marano Vicentino. Adesso Marano Vicentino è una città, si parla quindi di qualcosa come 60 anni fa, il nonno l'ha definito villaggio, quindi c'è qualcosa veramente di storico anche all'interno del libro per voi, proprio paesani di questa bella città. Poi c'è il passaggio in seguito di un quadro psicologico del nonno che gli ha un bel caratterino, vi accorgerete,
C'è anche il passaggio purtroppo dell'internamento del nonno, prima ancora c'è la chiamata alle armi come LP, quindi vediamo anche lì dei bei tratti ben pennellati da Umberto di come era la vita dei nostri alpini d'allora, e anche qui con la mia piccola vena polemica mi chiedo perché non abbiamo più gli alpini, non abbiamo più possibilità di avere dei giovani alpini. Vabbè, faremo le domande ad altri, non in questa serata. Il combattimento del nonno, che è stato in terra d'Albania contro i greci, contro gli inglesi, e poi, come ho detto, l'internamento, che è stato secondo me uno dei capitoli, forse per me è stato anche particolarmente toccante, perché anch'io ho avuto un nonno longevo che aveva una memoria stupefacente come tuo nonno, e non lui direttamente ma i suoi fratelli sono stati anche loro internati, e mi ha raccontato delle cose che sicuramente nei libri di storia scolastici non troviamo, forse perché forse un pochino cruenti, però ecco. E il ritorno di questo Giovannini a casa, nella sua Marano, e anche lì ci sono dei tratti molto molto emotivi, molto avvincenti. Guardate, il libro non è solo un oggetto così materiale, il libro è sempre un qualcosa di trascendente. Io credo che dopo il miracolo della creazione della donna c'è stata anche dal nostro buon Signore la possibilità della parola, di parlare tra simili, e subito dopo la parola sappiamo bene che è arrivata la scrittura. Per far passare i concetti, i pensieri da una persona all'altra si usa la scrittura, si usano i libri. Perché? Perché dobbiamo acquistare un libro, quindi? Io sono dell'idea che, oltre a quello che vi ho appena detto, che è importante perché si riesce a capire l'emotività che una persona ci mette nello scrivere, serve anche per capire il mondo in cui viviamo, un mondo che è talmente veloce oggi, talmente tecnologico, che mentre fino a una ventina, io ho 47 anni, fino a una ventina d'anni fa, se uno non aveva un'agendina in tasca con gli impegni quotidiani non era nessuno, oggi invece come sta andando, credo che sia un lusso permettersi di ritagliarsi un pezzettino, uno spazio del nostro tempo e dedicarlo ai nostri hobby. E leggere è un bel hobby. Secondo me è una autosoddisfazione mettersi lì un attimino e mettersi a leggere un libro. Se non sono stato abbastanza chiaro, vi dico solo una sana e consapevole lettura di questo libro salva il giovane e non dallo stress e dall'azione tecnologica. Grazie, per il momento finito. In proe, Ghegera Trivecci, du Fradei e Nassorea, Teno, Beppi e Angela i gavea nome, i che chiamava i caglierari, i stasea par conto suo, ente la soveccia casa, perché i gera tutti e tre da maridare. Andava tutti gli anni a buscarghe le cassie e a tirarghe su i frutti dalle piante. Mi ricordo che sora la credenza in cusina gli aveva una pignata dentro che c'era un bicchiere, sempre stesso, che gli aveva dodea dell'ispio tutto torno, perché non lo lavava mai. Condava dentro in medisea: bevi tu un gotto di vin? Ma fatalità, mi diceva sempre che non aveva mia sen, da quanto schifo che mi faceva vedere sto bicchiere onto lurido. So che una volta a Guanca baruffà con uno dei due fratelli e dalla rabbia che mi ha fatto venire su avevo detto che lo averia fatto freddo.
Da quel dì, tutte le volte che passava davanti casa mia, se l'intivava di vedermi in corte, e me fermava e me sbeccava. Ti, boccia, te vuoi farmi freddo mi? E allora el se versè la camisa mostrandomi il petto. Signore e signori, vi presento l'autore Eric Umberto Pretto. Salve a tutti. Allora, permetti un attimo, ti pongo subito quelle due domandine che c'è nella scelta meditata, Eric. Perché se qualcuno per caso non ha i soldini per comprarsi il libro, almeno gli dici perché in Veneto e perché in prima persona. Inverto le risposte. E inizialmente voglio appunto rispondere alla domanda perché in prima persona. Perché in prima persona? In quanto non volevo pormi tra il lettore e chi racconta le storie. Allora ho cercato di immedesimarmi per quanto possibile nella persona di mio nonno e quasi fosse lui a raccontarvi gli episodi appunto che sono raccolti all'interno di questo libro. Penso che questa scelta, almeno mi auguro che sia così, vi possa aiutare ad emozionarvi maggiormente leggendo le parole che appunto sono racchiuse in questo testo. Seconda risposta: perché in lingua veneta? Per due motivi sostanzialmente. Innanzitutto perché queste storie mi sono state raccontate appunto in lingua veneta e perché avevo inizialmente cercato di tradurle in italiano, ma mi sono reso conto quasi subito che questi racconti, nonostante appunto fossero gli stessi, cambiasse soltanto la lingua, raccontati in italiano sicuramente perdevano perlomeno la metà delle emozioni che io provavo leggendoli in lingua veneta. Ho cercato allora, nonostante questo compito sia stato più difficile, di trascriverli così appunto come sono stati raccontati, sperando appunto che anche a voi questa scelta possa appunto far sentire qualcosa di più. Un bel dì ag'era incamerata, sentasò su una branda. Agavea il mio amico Angelo lo scodatore e un'altra recluta lì con me, uno per parte. A un certo punto ne si è venuto davanti un vecchio con la barba lunga. Presello gli chiamava. Non c'era mia una persona grande di quelle che ti fa impressione. Se puoi dire che c'era una mesa caricatura a regola di tanti altri. E se ga sentasò di fronte di altri e gatta a parlare. Mi però a capire solo che è bestemmie perché parlava par furlan. Mi ricordo che il trasì attorno la testa finché ne contava tutte le sue storie. A sentirlo parea che fosse un gran personaggio e diceva di essere stato sul Monte Canin e in volta per non so quanti altri posti. Insomma, diciamo che se dà tanta importanza, anche massa per i miei gusti. I sbruffoni non mi sono mai piacisti. Fatto sta che trando torno la testa a che se andaso per terra il capeo e in dove se ho finito proprio sotto le mie gambe. Sicché il mega guarda dritto in gli occhi e il mega dito: come su il capeo, matta? Tutti lo su ti che ho risposto. Ma scherziamo neanche dire che è un'offesa così a un vecchio delle va in pie e il caverto una bocca che pare che volesse mangiarmi. E allora son leva su in pie anche a me e prima che potesse capire cosa che sgera Dio succedere, a che goda un destro di quei potenti. So che indosso aveva una giacchetta di tela che la meggera bea comoda. Ben, la gode scusia tutto torno. Se stata a caso che a spallina. A più da fare un tocco più tardi per cosirla su.
E insomma, sto preseo l'enda a finirla sora l'altra fila de brande, e se garibaltà in drio schiena e il gatratto sulle gambe per aria. Ma non ga neanche fatto ora molarle so per terra, che son rivalà anche a me. E non c'è passuito per il stomaco che ho fatto per dargliene un altro le più forte. Intanto però uno me gacciapà per dedrio e c'era il sergente maggiore Tosolini della zona di Udine e c'era della classe 1915, me pare. Vuto coparlo e me ga dimandato. Ah, me go solo che difeso, che ho risposto mi. Ma la se sta una bella difesa la mia. Ciò, che sarà stanca un parché se in volta i disea che se te ciappi un pugno da uno dell'artiglieria da montagna non te se l'è un castigo di Dio o una peante un mulo. Se sta proprio da quel bagolo lì chi gas comincia a conoscermi là in caserma e da quel momento lì Tosolini è il attaccato a tenirmi da occhio, ma in fondo me sempre voleste un gran bene. Più che altro le si fidava tanto di me. Difatti mi ricordo che cos'emo sta via in guerra, tante volte il aveva coraggio di imprestarmi la sua rivoltea, quando che mi toccava a me dare in volta in perlustrazione. Non c'era passa neanche 8 dì dal pugno che avevamo là a preseo, ma i vecchi noi che aveva mia perso il coraggio. De tanto in tanto te li sentivi dire: ma te, guardè che abbiamo messo le fette di patata in moia in una seccia piena di pisso de musso. Pareceve che se presto qua la vostra ora. A cosa è sto più tardi che mette anche la sale da vicino. E ogni altro dì che da sé una missiata e le voltava una a una. E beh, osè, che gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente, perché già era d'accordo con i vecchi. Una volta ho sentito me che gli diceva: noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte. Sicché una sera, dopo che aveva suonato il silenzio, abbiamo sentito suonare l'allarme. Ciò, se abbiamo tirato su in pressa e se abbiamo guardato su Palmuso dicendo: ostrega, cosa che sei adesso? Intanto si è spalanca la porta doppia in fondo alla camerata e si è venuto dentro 5 vecchi. 4 li tenia su un baldachin da processione fatto con altrettanti pai di legno dritti e una quarta parsora. Sotto sto baldachin che c'era l'ultimo della squadra con un solo bianco a fare da manteo. In man questo è che aveva una seccia mesa piena di quelle famose fette di patata. Visto così, a me go girà sulla branda e ho visto tutti i miei compagni in zenocchio, in fondo della branda, coi man giunte. Go intivà di vedere anche un certo Bartolaso da Vicenza, meco scritto, e sarà stato 10-15 chilpi di me, e so che aveva il naso schissà perché faceva pugilato. E allora sti 5 briganti se andà dal primo della fila e che cadà in bocca una fetta di patata dicendo che in onor del terzo montagna ciappa sta patata e magna. E lui l'ha tolta come che fosse stata una particola. Cosa che mi ha toccato vedere. E l'ha mangiata e che ha fatto una faccia trista che mi ha fatto peccare. A fa non mi si è venuto. Fatto il primo, mi si passa il secondo. Sicché mi si arriva da me, che era il terzo della fila. Mi a Gera resta fermo, quieto, buttato in branda. A quel punto uno dei 5 me l'ha rimandato: e ti? Ciò, che aveva una faccia da sciaffe, che l'ho ancora presente qua davanti agli occhi. Mi sto ben così, che ho risposto. E allora invece di una te inciappi 10. Se per disgrazia a Gera in pie non che sparagnava un cassotto neanche se credeva di portargli via la testa. So che Gos comincia a mettere su le gambe dalla branda, per levar su, e intanto pensava fra di me: adesso, appena che sono in pie, qua succede il finimondo.
con a man a metegno sulla ringhiera da Rio de Abranda, e sicché noi poi mi a venirme pa' spalli. E dava da re che pena che il primo e il ciappa un destro fisso, de sicuro mi vien pi de vicin, perché è in porta bianca degli altri insieme. Con la coda dell'occhio che aveva visto anche il moschetto lì de fianco de me, ma non voleva mia adoprarlo perché aveva paura di copar qualchidun. Non che mi mancasse a grinta, ma di sicuro non aveva mia voglia di passare tutta la vita dentro su una galera. Finché lavorava le varsù, il seggente maggiore Tosolini, e che gattirà un burlo. Femmina carità, lascio stare. Se vede che aveva capito che già era pronto a fare un macello. E sicché isendate colpo da quello dopo di me. Passando uno dei cinque, e me guarda dritto in te occhi, e il gabbio corraio de darghe una scarpa al cavalletto de me branda. Che t'ho visto, e il mega di mantasto disgraziato. E allora mi ha che ho fatto vedere i denti. Ma che manca poco che saltasse d'osso. E così gli ha fatto tutti la sua comunione, come dei pori pandoi inseminii, tutti fuori che mi. Ciò, un poco che fosse sta istruito da me papà, vanti in dar via soldato. Un poco che fosse sta selvatico de mio, fatto sta che mi c'era pareggiato tutto. Se per quello che i miei compagni d'arme me chiamava Ioannin senza paura. Allora Eric, nel suo racconto il nonno, che poi dà anche il nome al titolo stesso, Giovanni senza paura, abbiamo sentito che ha una bella grinta, giusto? Innegabile. Innegabile. Comunque tu sei stato, da sentire come le racconti, molto vicino al nonno, Sì. per cui hai avuto una vicinanza, insomma, importante e intensa. Ma il nonno, Giovanni, è sempre senza paura, anche nella vita normale? Beh, bella domanda intanto. Sicuramente quando mio nonno era appunto in guerra, questo soprannome se l'è meritato sul campo, nel senso che ha sempre dato dimostrazione di essere sprezzante del pericolo, e lo dimostrano i racconti che sono appena stati letti. Mi viene appunto chiesto adesso se è sempre stato senza paura. Beh, proprio pochi giorni fa mi diceva che gli capita spesso, e gli capita soprattutto adesso che questi suoi racconti sono stati in qualche modo trascritti su carta, gli capita appunto di sognare, soprattutto la notte, o anche di ricordare alcuni episodi, e si chiede tra sé e sé se avesse ancora il coraggio di comportarsi come si è comportato allora. Mi ha anche risposto a questa domanda che si è posto, e mi ha detto che probabilmente non avrebbe più lo stesso coraggio che ha avuto a suo tempo. Perché? Penso sia perché, bene o male, tutti noi cambiamo, tutti noi maturiamo nel corso della nostra vita, e forse diventiamo più consapevoli di quelli che sono i rischi e i pericoli che ogni situazione comporta. Ricordo, ecco, che appunto questi racconti sono ambientati in un tempo in cui mio nonno aveva poco più che 20 anni, e quindi forse la sua giovane età certamente non lo aiutava a rendersi conto magari dell'effettivo pericolo che comportavano quelle situazioni. Però certamente adesso, dopo tutti questi anni, ricordare quelle vicende sicuramente è ancora più bello, perché ci si rende conto anche della maturazione che ha avuto una persona negli anni.